Sarà il mondo dell'agricoltura a sperimentare per primo la specificità della provincia di Belluno. Questo è il dato più significativo del programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2020. 140 milioni di euro in più del precedente a disposizione degli agricoltori, con una maggiore attenzione per la montagna. Finalmente riusciremmo, come provincia di Belluno, uso il termine amministrativo, di costruirci i bandi a Belluno. Prima venivano da Venezia e si costruivano con mani abbastanza così poco conoscenti del territorio. Adesso mi auguro che vengano costruite con teste e con mani praticamente della provincia di Belluno. Una specificità di un territorio la si fa sì coi soldi, è vero, ma la si fa anche con dei provvedimenti che partono dal territorio. Questa possibilità di dotarsi di una cosa nostra farà la differenza. Il programma ha previsto una decisa semplificazione rispetto al passato. Le misure sono passate da 44 a 13, sono agevolate le attività di agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali e maggiore attenzione ai giovani agricoltori. La montagna farà parte del leone, perché la montagna veneta avrà nei prossimi 6 anni, perché ormai nel 2014 siamo già a metà, oltre quasi 500 milioni di euro, significa un investimento importante su un comparto che secondo me percentualmente può crescere molto di più rispetto alle zone di pianura. Si poteva fare anche di più per la montagna, le critiche arrivano dalla minoranza. Non è il piano che avremmo voluto fare noi, perché io avrei voluto un sottoprogramma montagna, cioè un piano di sviluppo rurale specifico dedicato ai territori montani, ma certamente ci sono dentro tante misure importanti